Allora, signore e signori, benvenuti al salotto. Facciamo un applauso sporadico in questa Piazza Vittorio, in questo lab che ci ospita per questa puntata del 23 di settembre. Abbiamo, diciamo, delle cose particolari perché tra poco sentiremo un gruppo vocale che risponde al nome di Vocal Mood, avremo un narratore urbano e adesso ci spingiamo, diciamo, verso i confini del teatro canzone. Chi lo sa, adesso lo scopriremo, perché questa è una sorta di bignami che abbiamo a disposizione questa sera di quello che, se non ho capito male, è un'operazione un po' più ampia, ma accogliamoli con un applauso. Signori e signori, qui al salotto questa sera Mari e Luca. Oh, Grazie. benvenuti, Grazie, benvenuti. Allora, io, diciamo, so che questa sarà come dire, un'immersione che faremo in questo vostro progetto. Io posso parlare soltanto adesso e parlerò soltanto alla fine, quindi, diciamo, non dovrebbero esserci degli intoppi durante lo svolgimento. E ho parlato di Bignami perché è un estratto di quello che è una sorta di spettacolo che, se non ho capito male, racconta un po' il senso della vita e quello che la insaporisce, cioè l'amore. Ma Sì. soprattutto speriamo che non ci siano intoppi. Vabbè, quelli fanno parte, diciamo, il bello della diretta, come diceva Gianni Minà, che era, diciamo, un po' sempre il nostro mentore. Però, insomma, li riprenderemo col beneficio dell'inventario. Cosa possiamo dare ancora come indicazioni? Ci saranno delle canzoni a puntellare, diciamo, delle poesie, delle riflessioni? Sì, ci Sì. saranno degli estratti di alcune canzoni. Estratti di alcune canzoni, diciamo, manteniamo un certo riservo. Credo che il pubblico qui Sì. in piazza, qualcuno già sa qualcosa, e a questo punto entriamo direttamente in contatto con questa vostra, diciamo, produzione. Signori e signori, qui al salotto Mari e Luca. Grazie. Buonasera e benvenuti. Allora, innanzitutto volevamo raccontarvi come è nata questa serata, perché un pomeriggio io e Luca stavamo facendo delle prove per questo spettacolo e dopo 2 bottiglie di prosecco abbiamo compilato il form, anche male se posso dire, Non una. non una ma ben 2, e abbiamo pensato di rendere una serata di cover originale, quindi volevamo trattare un tema nuovo, non banale, e la nostra conversazione è nata più o meno in questo modo. Senti, ma che cosa facciamo per la serata? Io farei un confronto tra i generi musicali. Ecco, avevamo detto una cosa originale, quindi no. Non ti va mai bene niente. E allora parliamo di politica? Ah sì, bella idea. mi sembra- Infiammiamo la piazza, Sì, diciamo. sì, certo, mi sembra proprio una bellissima idea. Aspetta, c'ho questa, senti qua. Allora, questa fa... Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi... Tipo, tutte le canzoni con gli accordi maggiori in minore e tutte le canzoni con gli accordi minori in maggiore. Ecco, bene, ma no. Fammi pensare. Ti ho detto fammi originale, pensare. ti ho detto originale. Ah, ok, ce l'ho. Questo è un tema mai banale e che funziona sempre. Ascoltami. Che cos'è l'amore? Chiedilo al vento che sferza il suo tormento sulla ghiaia del viale del tramonto. Signori e signori, il nostro spettacolo si intitola Che cos'è l'amor? Anche dal fondo della piazza ci vogliono dare un premio per l'originalità. E comunque, ad ogni modo, ho cercato di rispondere a questa semplicissima domanda. Che cos'è l'amor? Ed è qui che mi sono trovata subito in difficoltà, perché l'amore può essere tante cose. Può essere passione, desiderio di essere felici, di rendere felice qualcun altro. Eppure, in alcuni casi anche sofferenza, tormento, dolore. E quindi mi sono chiesta, ma esiste una risposta semplice per questa semplice domanda? Che cos'è l'amore? Chiedilo al vento che sferza il suo tormento sulla ghiaia del viale del tramonto. Allora ho aspettato che arrivasse il vento, che è anche un'immagine molto poetica. E una sera, in preda alla brama di trovare una risposta, sono uscita sul balcone e ho gridato: che cos'è l'amor? Ma sentivo la mia voce disperdersi tra le strade vuote, nel silenzio. E allora ho gridato ancora, e ancora, e ancora. Ancora. E a un certo punto ho sentito una voce, un ritorno. Scala H, terzo piano, vieni giù che te lo spiego io, vieni.
lei permette, signorina, sono il re della cantina. Volteggio tutto cocco sotto i muri dell'arco di San Rocco. Sono monarca e son boemio. Se questa è la miseria, amici, tutto con il cabaret. Allora ho pensato che tra scrittori, registi, cantanti sicuramente avrei trovato una risposta. Mi sono imbattuta subito in una poesia che già dalle prime frasi mi ha dato speranza. Faceva più o meno così. Io ti amo e se non ti basta ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda. E il cielo vuoto non piangerà di ciò che ha perso, che la tua bellezza sola riempirà l'universo. Io ti amo e se non ti basta vuoterò il mare e tutte le perle verrò a portare davanti a te. E il mare vuoto non piangerà di questo sgarbo, che onde a mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo e se non ti basta solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle tue mani e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo e se non ti basta anche le nuvole catturerò e te le porterò domate e per fermare il tempo fermerò i pianeti in volo e se non ti basta, ma vaffanculo. Ecco, qui mi sono accorta che forse c'è qualcosa che non va. Forse mi sono detta, sarà la letteratura moderna. Così sono andata indietro nel tempo e ho pensato alla storia d'amore più bella di tutti i tempi, Romeo e Giulietta. Ecco, Romeo e Giulietta ovviamente hanno fatto una pessima fine. Quindi riportata ai giorni nostri ho pensato, certo, se la mamma ti dice di non uscire con qualcuno, forse un motivo ci sarà. Così ho pensato a Madame Bovary. Sì, lei sognava l'amore romantico. Ha avuto non uno, ma ben 2 amanti e poi si è suicidata. Marcantonio e Cleopatra, neanche a parlarne, fine pessima anche loro. Ma sì, Renzo e Lucia ci hanno dato speranza. Loro sì, loro alla fine ce l'hanno fatta, si sono sposati. Dopo 1200 pagine tra impedimenti e malattie come la peste, che onestamente ti fanno passare anche un po' la voglia, no? Sembra un angelo caduto dal cielo, com'è vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontrai un ragazzo gentile, e quella sera nel lampo a guardarlo era quasi uno show. E tremando, 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 e tremando forte. Va bene, potremmo parlare di film. No. No, io di film non ne voglio parlare, perché i film sono una grandissima illusione. Loro ti illudono che tu potresti uscire di casa una mattina e inciampare letteralmente nell'uomo o nella donna della tua vita. Ma parliamoci chiaro, tu che obiettivamente non è che sei proprio bellissima, tu potresti però attirare lo sguardo dell'uomo più bello del mondo. E poi tu, che non hai sempre le gambe depilate e soprattutto non hai sempre l'intimo abbinato, ammettiamo che tu, proprio tu, non sei sempre pronta all'incontro della tua vita.
E poi i film ti illudono addirittura che lui potrebbe venirti a prendere in elicottero. Cioè, ma è già tanto se ti viene a prendere. No, i film no, sono un'illusione. E quindi ti potrebbero lasciare solo l'illusione di una serata che non accadrà mai. From where you are, you're stripped as smokestack to arise with you play cards. And you walk over softly moving past the cards. Stakes are getting high and you can feel it in your heart. Because you're bluff, you just hates you, never thought you played them much. And now it's more than for the sky you want to touch. You never know if winning this could really be enough. Take a look behind the moon, you see the stars. When you look around, you know the room by heart. I never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? I cannot believe it. I've never seen a night like this. When everything you feel complete stirs up when you are cheek to cheek. Would you ever dream it? Have you ever dream a night like this? Ma mettiamo caso che tu ti sia finalmente innamorato. La vita finalmente ti sorride. Anzi no, sei tu che sorridi alla vita con quel sorriso ebete. Perché l'amore ti rende felice, ti rende spensierato. È come quella febbre che ti porta quasi a delirare. Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi tu, diventa meglio. Si vede che hai provato qualcosina, parlano le tue pupille. Adesso che mi prendi per la mano, baci piano, io sento il cuore a mille, io sento il cuore a mille. Sento il cuore a mille. Certo è che tenere in piedi una relazione è un gran casino. Allora ho pensato che la musica mi avrebbe aiutata, perché in fondo esistono migliaia di canzoni che parlano d'amore. Ma tra la musica italiana e la musica straniera la situazione è leggermente precipitata. Sono partita da Adele, che dice: mi ricordo che hai detto, a volte è dura in amore, ma a volte invece fa male, a volte è dura in amore, ma a volte invece fa male. Sì, vabbè. Allora sono passata agli U2. Sei venuta qui per il perdono? Sei venuta a resuscitare il morto? Sei venuta qui a fare Gesù? Ho chiesto troppo? Più del necessario. Non mi hai dato niente, ora è tutto quello che ho. Siamo uno, ma non siamo gli stessi. E così ho deciso di passare alla musica italiana, però anche qui non è andata proprio benissimo. Marco se n'era già andato anni fa, mai più tornato. Laura è andata via anche lei e per Giorgia sarà come morire. In sostanza, nessuno ti dice che la relazione va curata, che bisogna dedicarci, sì, avere pazienza, trovare compromessi. A volte ci vogliono giorni, mesi, anni. E poi trovi un equilibrio che spesso è un castello di carta, no? You and me, we're meant to be, walking free in harmony. We'll find day, we'll fly away. Don't you know the road was a better day? Hey, hey, In this day and age, it's so easy to stress. 'Cause people are strange and you never second guess.
walking free. Unite with me. What fine day we'll fly away. Don't you know the road was a bit in a day? You and me, we're meant to be. Walking free. Unite with me. What fine day we'll fly away. Don't you know the road was built in a day? Hey, hey, hey. Ed ecco che subentra la noia, la routine. Manca quel senso di novità che si crea all'inizio, l'aspettativa del non conosciuto. Ed è in quel momento che lui ti chiede come mai, tornando a casa, sai di dopobarba. E tu menti, dicendo che in preda a una crisi ormonale sei spinta ad usare prodotti da toilette maschile. E cerchi di convincerti che nella rinuncia vive l'amore e che la fedeltà è l'unica via. Già sono io. Buonasera, dottore. Amore mio, Sì, mi dica. non resistevo più, pensavo a te. Va bene, direi che è importante. Quando verrai, Dipende. non parlare, se lì c'è lei, lascia parlare a me, di sì o no. E appena puoi, anche tardi se tu vuoi, intanto non dormirai, quanto mi manchi non sai. E a un certo punto tutto sembra non avere più lo stesso colore. Ti accorgi solo dei difetti dell'altro, sei infastidito dalle abitudini e si continua a stare insieme solo per la routine e comodità. Fino a quando non si trova il coraggio di ammettere che l'amore è finito. Il momento più difficile è superare la rottura. Superare quel momento in cui ti chiudi in camera e piangi, e continui a piangere e non sai neanche più perché stai piangendo. E in sottofondo c'è solo la colonna sonora di quando Dylan di Beverly Hills ha lasciato Brenda, che ancora nessuno si è mai ripreso dopo la loro rottura. It's bigger than you are not me. That's when I will go to distance in your eyes. Oh no, I said too much. Said but then it hurts laughing. But then it hurts to see. I think I thought I saw you try. Ma la verità è che in 20 minuti dovevamo fare un riassunto, quindi dobbiamo tirare le somme. E posso dirvi comunque di aver capito qualcosa sull'amore, e cioè che l'amore è un sentimento complesso, che a volte può finire, rinascere o anche rinnovarsi. Non è mai uguale a se stesso e quando finisce ti dà la consapevolezza che il prossimo amore potrebbe anche essere diverso e forse migliore di quello precedente. Per me l'amore si riassume così. La prima volta non fu quando ci spogliammo, ma qualche giorno prima, mentre parlavi sotto un albero. Sentivo zone lontane del mio corpo che tornavano a casa. Perché essere felici per una vita intera sarebbe quasi insopportabile. Forse è meglio dondolarsi tra l'estasi e la noia, cercando le risposte plausibili. Com'era l'albero
così sarà il frutto, dolce pensiero di vivere tutto, non può essere mai come ieri, mai più la stessa storia, non può essere mai come ieri, mai quella stessa gloria. Su vieni e abbracciami, se ti ho perso è stato solo per un attimo. Ci sono infinite cose deliziose, cose vicine agli occhi che non ne sai vedere. Quanto tempo abbiamo perso inutilmente, seguendo dei percorsi inevitabili. Com'era l'albero, così sarà il frutto, dolce pensiero di vivere tutto, non può essere mai come ieri, mai più la stessa storia, non può essere mai come ieri, mai quella stessa gloria. Su vieni e riabbracciami, se ti ho perso è stato solo per un attimo. Na, 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 na. Non può essere mai come ieri, mai più la stessa storia, non può essere mai come ieri, mai quella stessa gloria. Su vieni e riabbracciami, se ti ho perso è stato solo per un attimo, perché essere felici per una vita intera sarebbe quasi insopportabile. Grazie. Grazie. Grazie a Mari e Luca. Questo diciamo era un estratto di qualcosa che si sta, come dire, adesso io vorrei fare una cosa un po' curiosa, che sta lievitando, diciamo, sta crescendo, ecco, possiamo dire che sta crescendo. Grazie ancora, seguiteli sui vari profili Facebook, perché adesso dovete ancora. Noi adesso facciamo una breve pausa, che ci sarà anche così un nostro snack, e tra poco arriveranno qui sul palco del salotto i Vocal Mood. A fra poco.